benvenuti! Oggi è sabato 2 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 17:54. La luna sorge alle 22:40 e cala alle 9:37. Oggi si celebra San Prospero. Il nome Prospero deriva dal latino prosperus e significa fortunato, propizio. Il suo numero fortunato è il 3. Il colore è il giallo, mentre la pietra è lo zaffiro e il metallo è il rame. Oggi è la giornata del design italiano nel mondo. È stata voluta dal Ministero degli Affari Esteri nel 2017 e intende rappresentare un'opportunità di visibilità per le nostre aziende, per mostrare al mondo il punto di forza e l'eccellenza del nostro design, oltre alla qualità dei nostri prodotti e brand. Oggi festeggiamo il compleanno di uno degli attori più amati del cinema italiano, Stefano Accorsi, che compie 53 anni. Ha iniziato la sua carriera con uno spot dei gelati che lo ha reso famoso per la sua battuta in inglese maccheronico. Lo ricordiamo in Romanzo Criminale e in Veloce come il vento, per cui ha vinto il David di Donatello. Poi celebriamo anche il compleanno di un altro attore di successo, Daniel Craig, che festeggia 56 anni. Il britannico è noto soprattutto per aver interpretato la spia più famosa del mondo, James Bond. Craig ha vestito i panni dell'agente 007 in 5 film, da Casino Royale a No Time to Die, rinnovando il personaggio con uno stile più moderno e realistico. Ha dimostrato di essere un attore versatile, capace di passare dal thriller al dramma, dalla commedia al fantasy. Compie 47 anni anche Chris Martin, il leader dei Coldplay, una delle band più popolari al mondo. Martin ha studiato greco e latino al University College di Londra. Ha incontrato i suoi futuri compagni di band, proprio lì. Insieme hanno fondato i Coldplay nel 1996 e da allora hanno pubblicato 9 album che hanno venduto oltre 100 milioni di copie. È stato sposato con l'attrice Gwyneth Paltrow, da cui ha avuto 2 figli e ora ha una relazione con l'attrice Dakota Johnson. King Kong, un film entrato nella storia del cinema per i suoi effetti speciali, ha debuttato in sala il 2 marzo del 1933 ed ha come protagonista un gigantesco gorilla scoperto in un'isola sperduta, stordito e portato a New York. L'animale si innamora dell'attrice Anne, la rapisce e la porta sull'Empire State Building, fino al 1973 il grattacielo più alto del mondo. Qui viene abbattuto dagli aerei dell'aviazione americana. King Kong è considerato uno dei capolavori della storia del cinema, uno dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Un cibo che potrebbe rivoluzionare la nostra alimentazione, il riso al manzo. Allora, non si tratta di una ricetta, ma di un prodotto ibrido in cui il riso contiene al suo interno la carne bovina. Questa innovazione è stata realizzata da un gruppo di scienziati della Corea del Sud che hanno coltivato le cellule di manzo sui chicchi di riso. Il risultato è un cibo ricco di proteine e di grassi che ha un sapore simile al manzo e che potrebbe essere la sostituzione per combattere la malnutrizione, ridurre le emissioni di gas serra e rispettare gli animali. E adesso sentiamo un po' cosa hanno da dirci gli astri attraverso le parole del sapiente Marco Amato. Buon weekend ai 12, questo sabato inizia in maniera un po' elettrica, Luna opposta a Urano, cosa vogliamo scardinare tra le stelle nel cielo? Scopriamolo insieme. Ariete, sicuramente la vostra voglia di andare, fare e agire, oggi potrete decidere anche di fare una piccola gita fuori porta o di prepararvi ad una serata a gran soirée. Pensate in grande. Toro, la giornata di oggi è una giornata veramente un po' complicata, proprio perché la luna è perfettamente opposta a Urano e il vostro nervosismo cresce, forse dovete chiarire qualcosa con il partner. Gemelli, la giornata di oggi prevede una certa voglia di riposo, ma non sarà possibile proprio perché Venere, Marte e Plutone hanno in serbo ben altri progetti per voi, anche se Sole, Saturno, Mercurio e Nettuno vi stancano, non potrete sottrarvi alla bellezza degli affetti che vi trascineranno via.
Cancro, la luna oggi è decisamente brillante, la vostra luna, ma opposta a Urano e quadrata a Venere. Forse la vostra troppa esuberanza o emotività può destare un certo nervosismo nel partner o negli altri, quindi siate cauti, un po' più diplomatici. Non esistono solo i vostri sentimenti, per quanto siano meravigliosi. Leone, giornata decisamente interessante oggi, proprio perché la quadratura con la luna e l'opposizione di Venere vi obbligano necessariamente a prendervi cura di voi stessi, ma soprattutto a fare un punto della situazione molto onesto con il partner e con tutto ciò che avete intorno. Non sempre le cose vanno bene, ma decisamente ammettere dove c'è una defiance può essere l'inizio di una ripartenza intelligente e proficua. Vergine, la giornata di oggi prevede una luna che potrebbe un po' confondervi, anche perché vi siete sentiti un po' tagliati fuori ed esclusi dagli effetti. È come tornare un po' in questo giorno magari un po' più libero nel mondo delle relazioni, in cui vi sentite spaesati e sentite che qualcosa vi è sfuggita di mano. Beh, c'è sempre il dialogo per recuperare qualcosa. Mercurio, vi ricordo, il vostro Mercurio è in opposizione, quindi le ragioni degli altri avranno comunque il loro peso. Bilancia, giornata oggi che prevede una luna sempre più elettrica e decisa. Oggi sarete pieni di iniziativa, vorrete infatti sfidare anche un po' la sorte e tentare di superare dei limiti imposti. Oggi avrete la sensazione di avere tutte le carte in regola per sbaragliare ogni avversario. Scorpione, la luna imperante nei vostri gradi oggi è perfettamente opposta a Urano e sarà una giornata un po' piena di nervosismo e di tensione. Anche la quadratura con Venere non vi aiuta. State comunque attenti a non essere eccessivi, a non scagliarvi con troppo impeto. Questioni familiari che hanno semplicemente bisogno di calma, accordo e diplomazia. Sagittario, giornata interessantissima visto che i pianeti tessono delle trame un po' romantiche e misteriose, anche se arrivate a questo weekend un po' stanchi e provati e con dei ripensamenti. È sempre quel senso di parzialità che non vi fa vivere appieno le vostre relazioni. Capricorno, una luna oggi che parla di inizio, di start, magari anche di voglia di fare sport e di distrarvi in una maniera pratica e fisica con amici. È inutile dire che il grado passionale oggi è in netto aumento. Acquario, giornata molto interessante oggi perché la luna è opposta a Urano e scatena delle tensioni proprio su Marte. Oggi sareste pronti ad essere proprio una scura. Vi ricordo che ne ferisce più la lingua che non la spada, quindi oggi siate diplomatici, vi basterà il vostro sguardo glaciale per freddare tutto, quindi non esplodete, mi raccomando. Pesci, giornata bellissima oggi, visto che è una luna di trigono, dà delle chiarezze fulminee, dei colpi di genio a delle idee che potrebbero finalmente partire. Oggi potreste partorire l'idea giusta per dare delle svolte interessanti alla vostra vita. Dei simpatici imprevisti allieteranno la giornata. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 2 marzo del 1896 il fisico francese Antoine-Henri Becquerel fece una scoperta sensazionale. Mentre stava studiando dei sali di uranio si accorse che delle lastre fotografiche conservate al buio in un cassetto si erano annerite come se fossero state bruciate. Questo significava che il minerale emetteva delle misteriose radiazioni in grado di attraversare la carta e rimanere impresse nelle lastre. Era nata la radioattività, una proprietà che avrebbe cambiato il corso della storia e della scienza. Si sa, degli amici ci si può fidare, ma ne siamo proprio sicuri? Il modo di dire amici e badditi mette proprio in discussione questa antica credenza, ribaltandola completamente. L'espressione si traduce letteralmente con amici e guardati, cioè non fidarti ciecamente di chi si dichiara tuo amico, perché potrebbe tradirti o approfittarsi di te.
Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Un artista geniale e tormentato, Lou Reed, cantautore, chitarrista e fondatore dei Velvet Underground, una band che influenzò il rock e il punk. A 17 anni i suoi genitori lo sottoposero a una terribile terapia con elettroshock per cercare di curare la sua bisessualità e i suoi sbalzi di umore. Questa esperienza lo segnò profondamente e lo rese ancora più ribelle e anticonformista. Reed trovò nella musica la sua salvezza e la sua espressione. Cantò di droga, sesso, violenza e amore con uno stile crudo e poetico. Fu un artista innovativo e controverso che ispirò molti altri musicisti. Morì nel 2013, a 71 anni, dopo aver vissuto una vita intensa e trasgressiva. Ci salutiamo con la frase del giorno. Molti spendono soldi che non hanno ancora guadagnato per comprare cose di cui non hanno bisogno, per fare colpo su persone che non gli interessano. E anche oggi la nostra puntata di Almanacco finisce qui, ci ritroviamo domani, mi raccomando, con una nuova imperdibile puntata.